Genitori veneti, il figlio che resta a casa da scuola. La cassa è salvata. Funziona mia? Che sei verifica di matematica? No, col cazzo che avevo scuola. Ah, senti che mal di testa. Tu sei uno dei massimi influencer, si dice così ormai, del Veneto, con la tua comicità e con i tuoi genitori veneti, che nascono come? Stai poco bene? Mamma, sto poco bene. E cos'hai? Ho un mal di testa assurdo. Meglio che stai a casa, sai. Te lo dici tu a Franco? Sì, glielo dico io. Franco! Tutto nasce dal fatto che nessuno utilizzava il papà veneto come contenuto, tutti utilizzavano nonne, mamme, zie, sorelle. Sono partito io, ho detto, lo faccio io. Hai fatto Papà Franco? Ho fatto il papà Franco con il figlio Massimo, che sono io. E la mamma? E la mamma poi è entrata, perché ovviamente il papà dovrà parlare con la mamma. Hai guardato per caso se ha verifiche oggi? No, non comincia a guardare. Perché ha verifica di matematica? Ah, matematica. Adesso vado io a indagare. È molto divertente il modo in cui tu racconti le cose. Sembrano quasi battute buttate là per caso, ma in realtà ci lavori molto. Penso una traccia, poi ovviamente la spontaneità è tutto, perché alla fine tante cose le elimino, le rifaccio durante le riprese, quindi insomma c'è anche molta spontaneità. La frase brand? Te sei un mona, con la M maiuscola. Mi tocca, sono proprio un mona. Con la M maiuscola. Tu sei stato anche un atleta? Sì, ho fatto un po' di anni di atletica leggera, ho fatto lancio del martello, ho fatto anche un record regionale. Ho smesso per un infortunio e poi mi sono dedicato più al lavoro. Ma sei sempre stato un ragazzo un po' comico? Sì, diciamo di sì, insomma, sono abbastanza timido, ma in compagnia cerco sempre di tenere il morale alto quando sono tra amici. Mario, cosa parecemo? Adesso mi gusta del pollo un po', va bene? Per me va bene, basta che ti vada bene a te. Sono mie amiche comando qua. Adesso cosa si deve fare? Disosso il pollo. Guarda che manina c'ho. Da quanti anni c'è che ti disossi i poastri? Massimo, guarda che mi sono nata col coltello in mano. Vuoi spaventarmi? Il primo video ha fatto 500.000 di visualizzazioni su TikTok, ho detto devo continuare questo format. Ma perché secondo te i genitori veneti fanno ridere? Perché non dico che sono tutti uguali, ma sono molto simili e la quotidianità a volte, quando viene presa la parte comica della quotidianità, insomma, fa ridere secondo me. Cioè i genitori veneti si somigliano tutti, mamma e papà per i figli dicono sempre le stesse robe. Praticamente sì, secondo me sì, poi non so. Allora Massimo, ci salutiamo con il nostro buongiorno mattino. Buongiorno mattina e adesso va bene un spritz. Di mattina. Sei 11:30. Che buon!